Benvenuti a una nuova puntata di Ci hanno raccontato, il programma che va a conoscere il pensiero, se di pensiero vogliamo parlare, del nostro ospite, l'assessore Ciano Contin. Troppo buono Marco, grazie. Ciao persone a casa. Purtroppo non è l'unico nostro ospite perché abbiamo anche alle tastiere il maestro Silvano Plafford. Grazie per l'invito, grazie. Fenomeno, grazie. ho caro che Sipia con noi a allattare il pubblico a casa. Allietare, assessore. Senz'altro, con la sua musica è un personaggio versatile. Cosa versatile? Versatile. Cosa? Uno che sa fare un fiare tutto, versatile. Versatile. Sai che lui fa gli inni nazionali, no? Ho sentito che fa gli inni nazionali, o prova a fare gli inni nazionali. Vabbè, se voi volete proprio ve ne faccio sentire uno che ho composto da pochissimo. Sono promoso. Se proprio serve, vada. Una shell, 2 shell, 3 shell, 4 shell, 5 shell, ancora shell. Questo è l'inno delle Seychelles. No, vabbè, incredibile. No, io a una shell avevo già capito dove andava a finire sta roba. Ma anche quelli delle Seychelles avevano capito subito. Infatti non hanno neanche fatto finire. Guarda, incredibile. Ma se volete ce ne ho un'altra. Lo speravo. Lo questa è temevo. più completamente diversa. Cambiamo proprio. Cambiamo sound. Renzo c'è, Tony c'è, Peppi c'è, Guerino c'è, Franco c'è, Lorenzo c'è, manca uno e sai chi è? Chi è? No, non so chi è. Dicelo chi è. Non te lo dice, ci lascia così ancora sulle stelle. Renzo c'è, Tony c'è, Peppi c'è, Guerino c'è, Franco c'è, Lorenzo c'è, manca uno e sai chi è? Dimmelo dai adesso, dimmelo. Chi è? Ma dai, vogliamo sapere, no? Ci tieni così. Renzo c'è, ho capito che c'è. Peppi c'è, Guerino c'è, Franco c'è, Lorenzo c'è, manca uno e sai chi è? No, che non lo so, dicelo, va via di testa se non me lo dici. Dici chi è. Maurizio manca Maurizio. Che di chi inno è? Ma che inno sarà? Maurizio. Che inno sarà? Maurizio mancava. Che sballo. Si capisce, forse devo lavorare un po' sul testo. No, forse lei deve andare a lavorare, buttare la tastiera, bruciarla e andare a lavorare e permettermi di concludere questo programma, o meglio ancora di iniziarlo. Maurizio mancava. La domanda del giorno Tony c'è, Beppi c'è. Sì. La domanda del giorno per l'assessore è: cosa ne pensa della scelta di togliere il tetto ai contanti? No, allora penso che Sipia è una buiada, non sono d'accordo. Anche per tutti quelli che come me scondono i skate sotto i coppi. Scusi, no, dopo cavi il tetto e i contanti svolano via, non è che scusi, ne guardi assessore, io non voglio approfondire questa cosa anzi forse la taglierei. Andiamo con la seconda domanda che è meglio. Come pensate di sostenere economicamente le famiglie? Beh, noi abbiamo fatto il bonus bimbi. Quindi un contributo ai nuovi nati? Un contributo per accromparsi quel frullatore, sai, quello che fa tutto, il bimbi. Cosa dici? Sì, abbiamo sostenuto così le famiglie, era già più comodo, Senta, facciamo così, finiamo la puntata perché mi avete stancato tutti e due. Io una cosa le voglio chiedere seria, non mi risponde. Allora, ci hanno raccontato, finisce qua, arrivederci e buona serata. Io me ne vado. D'altronde il rappresentante, il megaito, che se riesco a vendere sia bimbi e il mio me lo dà gratis. Riesco a fare su un gruppetto di 6 persone, 5-6 persone. Chi c'è che può darissimo chiamare? Renzo c'è, Tony c'è, Peppi c'è, Guerino c'è, Franco c'è, Lorenzo c'è, manca uno e sai chi è? Maurizio!